In apertura l'elezione di Giovanni Lovato a nuovo presidente di Edilcassa Veneto. Sentiamo. Il vicentino Giovanni Lovato è il nuovo presidente di Edilcassa Veneto, ente bilaterale dell'edilizia artigiana. È stato eletto mercoledì 18 ottobre dall'assemblea dei 36 rappresentanti di aziende e lavoratori svoltasi a Vittorio Veneto. Succede a Enrico Maset, presidente da 7 anni. Vicentino di Valdagno, geometra, Giovanni Lovato nel 1996 ha rilevato l'impresa edile fondata dal padre nel 1962, che oggi occupa 7 persone e opera prevalentemente nell'edilizia civile e negli appalti pubblici. Da quasi 20 anni fa parte del sistema Confartigianato, attualmente è vicepresidente nazionale di Anaepa Confartigianato Edilizia, presidente regionale e provinciale della categoria degli edili e componente del consiglio direttivo di Confartigianato Vicenza. L'aver assunto la presidenza di questo ente paritetico è per me motivo di orgoglio, ma nello stesso tempo sento forte la responsabilità. Si tratta di un ente paritetico che a livello regionale esprime 4.700 imprese, oltre 16.000 dipendenti e con una massa salari di oltre 221 milioni di euro si pone a livello nazionale come prima Edilcassa artigiana e tra le prime 5 casse edili italiane. Le prestazioni di Edilcassa sono sia a favore dei dipendenti che delle imprese, sono prestazioni che derivano da contrattazione sia nazionale che regionale. Questo mio incarico si pone come obiettivo prima di tutto di andare in continuità con quanto fatto dal mio predecessore. La caratteristica principale di questa continuità, secondo me, è il buon rapporto che si è instaurato negli anni tra parti sindacali e parti datoriali. Questo buon rapporto fa sì che Edilcassa possa esprimere al meglio le sue potenzialità e anche a livello nazionale è vista come un esempio. Vista la grande evoluzione che sta subendo il mondo dell'edilizia e che subirà in futuro, Edilcassa dovrà essere sempre pronta e al passo, anzi dovrà riuscire ad anticipare eventualmente i tempi per qualche suo progetto o iniziativa. Auspico che con questo nuovo mandato ci sia tutto l'entusiasmo tale per cui riusciamo a trasmettere quel valore che questo ente sta trasmettendo e ha trasmesso negli anni ai dipendenti e alle imprese. Questo è il nostro obiettivo che ci siamo posti come Presidenza e come CDA e sicuramente ce la metteremo tutta per raggiungere questo importante risultato.